Bentrovati a voi, grazie. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mille Voci, Riccardo Antonelli. Daphne Barilaro. Allora, puntata numero 5. Beh, siamo... Quindi già... siamo a metà quasi del nostro percorso, purtroppo. Sta passando velocemente questa sì, cosa. Il tempo passa in fretta. Allora. Già un'edizione ricca di amici, di personaggi che sono tornati a trovarci anche, che hanno partecipato a tante edizioni di Mille Voci. Ricordiamo che tutte le puntate delle edizioni di Mille Voci, le esibizioni dei singoli cantanti, potete trovarli sul canale YouTube di Mille Voci e troverete anche le puntate di Mille Voci Story che raccolgono un po', no? Il meglio di, chiamiamolo così, di tutte queste 21 edizioni. Quindi un applauso a Gianni Turco e complimenti per questo enorme lavoro. Le nostre teche. Le tue? Teche? Non ho sentito, Gianni, scusami, stavamo battendo le mani, hai detto? Le nostre teche. Ah, giusto, benissimo, anche Mille Voci ha le sue teche e tu hai... Ognuno ha le proprie teche, insomma, voglio dire, alla fine. Bene, bene. Allora, noi iniziamo subito a questo punto. Assolutamente Scoppiettanti, come sempre. Grazia Guerra. Bentornata, Grazia. È sempre Prego. un piacere. Prego, non qui ti in volevo mezzo- passare avanti. No, ci In mancherebbe. mezzo a Grazie. noi, Grazia Guerra. Allora, Grazia Guerra è una cantante della musica leggera, canti sia canzoni del cover della musica leggera italiana e anche degli inediti. Classico napoletano, E il sempre in classico giro nel napoletano. mondo, latinoamericano, insomma non mi faccio mancare nulla. Bravissima. Cosa ci canti in questa puntata? Allora, in questa puntata ho rispolverato un pochino la mia discografia passata. Sì. Una canzone che mi ha ispirato mio figlio, che si era lasciata con la fidanzata e mi ha ispirato a scrivere questa canzone insieme al mio arrangiatore. Posso nominarlo? Certo. Carmine Giordano, che salutiamo. E la canzone si intitola Ora che non c'è. Ora che non c'è, Grazia Grazia Guerra. Guerra. Parlerò di te alla corrente del mare, a un aquilone che vola. Viaggerai con me, con le tue piccole cose, con le tue mani nervose. Parlerò di te, dei tuoi sorrisi impacciati, dei tuoi occhi che non ricordo più. E come sabbia del mare resti fermo a guardare il mio mare più blu. Ed io ritorno a pensare più di 1000 parole, il mio inconscio che mi ripete. Ora che non c'è, non guardare indietro mai. Ora che non c'è, quanti amori incontrerai. Ora che non c'è, prendi la tua vita e vivi un altro amore. Ora che non c'è, dimmi che sapore ha. Ora che non c'è, sarà facile, vedrai. Ora che non c'è, prendi la tua vita e vivi. Parlerai di me, di un vecchio amore passato, dei ricordi che hai di me. Parlerai di me, delle mie piccole cose, delle mie mani nervose. E come sabbia del mare resti fermo a guardare il mio mare più blu. Ed io ritorno a pensare più di 1000 parole, e il mio inconscio che mi ripete. Ora che non c'è, non guardare indietro mai.
Grazie. Bello, ora che non c'è, prendi la tua vita e vivi. E Mi vivi. sembra veramente un Il bel pas- augurio. Il passato è passato, ce lo scordiamo. Oggi è oggi e viviamo la grande. Grazie a Guerra! Grazie. Grazie. Ciao Gianni. Grazie. Occorre un'asta, vado. Oh, vedete, questa è l'edizione nella quale oltre a fare il co-conduttore fa anche il valletto. Mi sento un po', sai, la Pippo Bauda, si può dire? Un po' tipo Pippo Baudo col valletto, Oh, e il mio valletto ecco Riccardo Antonelli. L'asta Bene. serve per una grande interpretazione. Sì. Lui lo adoro quando canta, Riccardo, ha questa voce veramente così calda ma anche pulita, no? E canta questo napoletano che ci fa innamorare quando lui canta in napoletano. Gianni Turco lo ha promosso come cantante della lingua napoletana e stiamo parlando di... Nunzio Milo. Eccoci qua. Come state? Tutto bene? Bene, ben Benissimo. trovato anche in questa puntata di Mille Voci, un piacere averti con noi sempre. Piacere mio. Tu canti hai questa interpretazione sempre commovente delle tue canzoni, ma quando canti il napoletano apri proprio il cuore di Grazie, tutti noi. molto gentile. E oggi hai scelto anche una canzone impegnativa, cioè bella, romantica, di quelle che devo stare attenta che non mi cola il trucco perché ci fai emozionare. È una canzone che ha, diciamo, questa storia dove praticamente l'innamorato non riesce così a dichiararsi, no? alla propria fidanzata. È un problema che c'è stato e oggi ti chiedo, esiste ancora? Allora, intanto dobbiamo svelare il titolo della canzone, che Dicite in ciel vui, questo vui, insomma, pronome maestatis, Certo. Plurale maestatis, che un tempo si dava, insomma, ad imperatori, a gente importante. Poi è stato Si sostituito. dava del voi anche, insomma, Fino a qualche anno fa fino a in qualche Ita- anno fa in sì, Italia sì, era sì. segno di rispetto. Segno di ricordo- rispetto, perché poi dal voi, pronome maestatis, plurale, bla bla bla, è stato sostituito poi con l'arrivo il lei. con il lei dagli spagnoli, ma fino a qualche anno fa anche a casa mia si dava del voi. Sì, sì. Non tanto a casa mia proprio, però nella famiglia di mio padre, che ha 87 anni, Sì, 90 sì, anni, C'era ci si questa rivolgeva usanza, sì. con il voi. E la domanda che mi stava ponendo Era se Riccardo... anche adesso... Ti chiedevo se questo problema, che è una canzone del 1930, se a distanza di quasi 100 anni esiste ancora questo problema tra i giovani, Questa tipo difficoltà a di relazionarsi. Sì, più che altro c'è una difficoltà nel dichiararsi, non sempre questo avviene con estrema facilità. Io credo che sia dovuto anche al fatto che c'è troppa tecnologia, perché la tecnologia ha creato un'evoluzione, però allo stesso tempo crea un'involuzione, come diceva il grande Goldoni nel teatro, l'evoluzione e l'involuzione della società. Credo che ci sia questo problema di comunicazione, solo che all'epoca forse era più che altro per una questione di grande timidezza, ecco perché Assolutamente. dicite in ciel vui a sta compagna vostra, Caggio perduta, o suoni a fantasia, ma stonga scimunì. Nunzio Milo. Dici da cielo voglia. Grazie. Dicite in cielo a sta compagna vostra, ha già perduto sogni a fantasia. Ma penso sempre che è tutta vita mia, io non ci volessi dicere, ma non ci saccio dire. Ma voglio bene assai, dicite in cielo vuia,
non c'è la che una rosa maggio, che assai più bella una giornata sola, da bocca soia, più fresca di viola, io non ci volessi sentire, innamorata di me. Ben assai dici non c'è la voglia a non mi scorda mai è la passione più forte una catena mi tormenta l'anima e non che mi fate provare, mamma mia, oh. Nunzio Riccardo. Io mi sono commossa, mi dovevo allontanare per cercare di farmi asciugare un po', che mi è caduta la lacrimuccia, ma volevo arrivare fino alla fine perché la tua interpretazione ma io è pensavo che fosse il trucco, insomma, che stava lì a rimettere un po' di... Oh, Dara, complimenti. Grazie veramente, a voi, bellissima interpretazione. Nunzio Milo a mille voci. Grazie. Bene. Grazie Riccardo, allora grazie cosa? Grazie che ti porti via ecco, adesso, sì. Però presentiamo prima sì. la prossima cantante, una ospite graditissima di questa edizione di Mille Voci. Tocca a me? Dai! Fantastico. Katy Barnà. Bravo Riccardo! Katy Barnà! Lei la adoro. Al microfono? Come stai? Bene! Va bene? Très bien! Guarda che brava che è. Grazie. Stupenda. Come ça va? Come ça va? Très bien. Oh, Ecco, e adesso... C'est fantastique. Merci beaucoup. No, quando avete finito, no? Con comodo. Adesso, visto che fai tanto lo splendido, sì. Dici pure il titolo della canzone in francese. Il titolo della canzone? Dai. All'alba di uno splendido mattino. Sì. No, no, non era l'alba. No? No. Era il crepuscolo di un mattino. Solo che lo devi riuscire a dire in francese. Aspetta. È crepuscolo de matin. Ci ho provato. Dillo tu, Katy. Presque. Vai. Au crépuscule d'un matin. Uguale, Ricca. Stavamo lì, dai, stavamo lì, dai, accidenti. Su. Allora, io come al solito invece sono avvantaggiata perché ho Patrice Guerrucci che scrive queste canzoni insieme a Katy Barnà, che mi fornisce la traduzione. Grazie Patrice, sempre. Allora, questa canzone, che è Al crepuscolo di un mattino, recita così. In assenza di una persona cara, cerchiamo la sua anima. Il tempo cancella i ricordi per condurci verso un'altra storia. Il giorno avvanisce su di noi uno ad uno e il futuro vive in un castello di vetro, ma io continuo a vivere. Io sono veramente complimenti perché bravi, perché riuscite a essere veramente tanto poetici nelle vostre canzoni. Io quando leggo queste traduzioni sono veramente molto commossa dalla poesia dei vostri versi, quindi complimenti a Katy, complimenti a Patrice. Adesso diciamo solo il nome dell'artista senza ripetere il nome della canzone, meglio, perché sta cosa del crepuscolo non mi viene, no? Meglio, sì. Bene, quindi è con noi Katy Barnà. Grazie.
Doucement, je m'habitue à vivre seule toutes ces années. Et pourtant, je continue toutes ces nuits à espérer que nos âmes enfin se retrouvent au crépuscule d'un matin. Lentement perdre mémoire de notre vie, de son passé, le chaland d'une autre histoire et de bien d'autres vérités sera là enfin pour que s'ouvre le crépuscule d'un matin d'éternité. Les traces de vie des ombres se sont envolées avec mes douleurs, me laissant encore espérer au plus profond de mon cœur de te rejoindre. Mon unique amour, le jour va s'éteindre sur nous tour à tour. Dans l'avenir, comme dans un château de verre, se refaire des souvenirs, redevenir propriétaire de sa vie enfin, qu'on retrouve le crépuscule d'un matin. Les traces de vie des ombres se sont envolées avec mes douleurs, me laissant encore espérer au plus profond de mon cœur de te rejoindre. Mon unique amour, le jour va s'éteindre sur nous tour à tour. Doucement, je m'habitue à vivre seule toutes ces années. Et pourtant, je continue. Je continue. Grazie. Complimenti, grazie a Cathy Varnà. Grazie Cathy. Brava, bravissima. Io mi assento 3 secondi. Prego. Beh, passiamo dal francese a un'altra artista che canta in un'altra lingua che non è la lingua italiana. Stiamo parlando, adesso mi concentro e lo dico bene, di Jana Panamariova. Jana, complimenti, bentornata a Mille Voci. Jana è stata già ospite in altre edizioni di Mille Voci in passato. Grazie. È tornata anche quest'anno a trovarci, l'abbiamo già avuta ospite nel corso della prima puntata, è tornata a trovarci con questa Miss molto regale, no? Una regina. Da montagna di neve. Sì, una Sì. enorme fiocco di neve, Sì. la regina delle nevi. Sì, facciamo una canzoncina da neve, da tutte queste cose, da nostra terra che di noi ce l'ha, francesi ce l'ha la sua terra, italiani ce l'ha la sua terra, tutte persone Quindi ce l'hanno. facciamo un omaggio Sì, alla sì, terra in di ognuno generale, di noi. Sì, Quindi, certo. Infatti la canzone si intitola Madre Terra. Sì. Jana Panamariova. Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок, соловья запев свисточек, сок березовый глоток, тишины послушать волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь.
страну. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, для меня святая Русь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, матушка земля, для других занозонька. Grazie, Grazie Iana, mille. grazie alla Regina delle Nevi, grazie per essere stata con noi anche in questa edizione di Mille Voci. Grazie mille anche Gianni Turco perché mi ha fatto sempre invito. Grazie mille a tutti questi ospiti, tutti gente brava. Grazie mille. Grazie a te, grazie. Grazie. Grazie, Iana Panamariuova. Grazie. Ci penso io. No, grazie. Allora adesso passiamo dal... Non la tolgo. Sai che adesso non la tolgo Ah questa? no, la lasci lì? La lascio lì. Ah, ecco, perché non ci fate fa niente o perché serve? Capisci, no? Serve al prossimo artista. Ecco noi. Franco Tortora. Buonasera a tutti. Bentornato Franco in questa edizione di Mille Voci. È un Già sei piacere stato. sempre venirvi a trovare, lo sapete. Fa Grazie. molto piacere. Anche Quindi, a noi fa tanto piacere averti qui. Passiamo dal francese al russo, adesso giochiamo in casa però. Direi, certo. Un classico della musica leggera? Un classico della musica leggera che è un pezzo di Fabio Concato che io vorrei dedicare. Sono diventato nonno da 16 mesi di una splendida femminuccia che si chiama Vittoria ed è nata proprio il 10 di maggio. E quindi questa canzone è dedicata alla mia principessina. È e un si inno, intitola quindi diventa... Fiore di maggio di Fabio Concato. Franco Tortora! Grazie. Che bella dedica Franco, veramente commovente, complimenti. Grazie per essere stato con noi anche in questa edizione di Mille Voci. Evviva Vittoria! Evviva Vittoria! Franco Tortora, grazie. Grazie. Ed ora, se ho letto bene il titolo della canzone, credo che stiamo passando dai fiori di maggio ai fiori di cemento. Sì, qualcosa del giusto? genere. Qualcosa del sì. genere. E questi fiori di cemento ce li racconta Daniele Sinasce. Fiori sul fiori sul cemento. sul cemento. Questo è un brano di Francesco Palmieri, al secolo è autore di Renato Zero, di Aleandro Baldi, di Marco Masini, insomma un grande autore di testi, numero uno assoluto. Mi ha dato questa facoltà di poter interpretare questo brano che è dedicato a voi donne, perché questa violenza che purtroppo si perpetua troppo frequentemente va strillata, va annichilita anche con una canzone, perché no? Io durante i miei spettacoli, e tu l'hai visto, tiro fuori una bandiera dove c'è, è inutile fare il nome perché sono talmente tante, ne rappresenta almeno una dove c'è scritto mai più femminicidio, per cui questa canzone
parla proprio di questo argomento, che le donne non siano più dei fiori sul cemento. E soprattutto complimenti, perché una canzone così cantata da un uomo vale veramente il doppio. Dobbiamo dare una sì. tiratina d'orecchie a questi maschietti che sono un po' birboni. Grazie Daniele per questa dedica. Senti, Perdone, tu hai bisogno di qualcosa? L'asta no, vero? L'asta la posso portare via? La puoi anche riporre. E di cosa hai bisogno, scusami? Di uno sgabello. Di uno sgabello, ok, Ma arriva lo vedi? subito. No, arriva vabbè, subito. questa ormai- è fantastico. È ormai- entrato, bravo Riccardo. La che è prossima entrato- volta gli chiedo un divano. No, Riccardo è entrato perfettamente nel mood, Ormai nel è un personaggio. tuttofare. Quindi in questa edizione di Mille Voci No, ma io poi, ragazzi- sono riuscita ad avere tutto. Ho un compagno di viaggio, un balletto, un arredatore di interni. Adesso anche mi fa la donna delle pulizie. Ma poi c'è mica uno così. Mica uno c'è- mica pizze e fighi. uno che Riccardo gira il Antonelli, mondo. voglio dire. Grazie Riccardo. grazie, Daniele amico. si nasce Fiori sul cemento. Grazie di cuore. Tutto quello che so l'ho imparato con te, che da sempre anche tu sei più sola di me, non c'è dove né mai, quando vivi poesi e non piangi perché ti racconti bugie. Siamo fiori cresciuti su quei binari, ma il destino ogni tanto ha pietà, che ci toglie da lì e ci porta con sé. Quante volte così, quante volte da un no nasce un sì, e con il vento ci porta via da quei binari segnati, da quell'inutile ferrovia che ci ha perduti e trovati così, senza nessuna verità, nel cielo spento di un'età che inventa giorni per i fiori che vivono in mezzo ai binari così. L'universo, lo sai, vive dentro di noi, anche quando perde, è un'opaca odissea. Siamo piccoli eroi in un viaggio che va dove io non lo so, fino all'eternità. Quanti fiori rimangono in quei binari, col coraggio che avevi anche tu, con l'orgoglio di chi non va mai a testa in giù e continua così, anche se non ha niente di più. E il vento è l'unica compagnia su quei binari segnati, su quell'inutile ferrovia che ci ha cresciuti e lasciati così, senza nessuna verità, nel cielo spento di un'età che inventa sogni per i fiori che vivono in mezzo ai binari, perché ci siano lacrime di allegria su queste nostre ferite. E la speranza è una malattia in ogni vita segnata, e con chi si è perso nella sua realtà, che per amore e ingenuità aspetta il sole con la pioggia dei fiori in mezzo ai binari così. Bravo, che spettacolo, ma una cosa proprio... Grazie. Difficile portarla
a termine questa canzone perché ci si commuove. Intensa, veramente intensa. Daniele Sinasce, Grazie a voi. grazie. Vabbè, dai, così. Sì. Adesso. Non mi ricordo. Ah, no, mi ricordo. Aspetta, faccio mente locale. Sì, dai, Ora, che gliela vuoi fare, dai. Gliela faccio. Allora, è la volta. Io e te siamo qui, quindi manca guardati soltanto un'altra intorno. persona. Ok, perfetto. Andiamo per esclusione. Tocca a Lorenza Bettarelli. Ben trovata. Eccomi. Lorenza, anche in questa puntata di questa 21esima edizione di Mille Voci. Noi ti ascoltiamo cantare le canzoni delle grandi cantanti della musica leggera italiana, ma ti sentiamo anche reinterpretare canzoni di artisti, anche uomini, che in qualche maniera hanno reso famose delle canzoni. E la canzone di oggi è un omaggio a Roma. A Roma. Ma vieni sul campo mio allora? Sì, infatti adesso ve la scontrate, perché poi, poi capirete perché dico questo, perché adesso magari un giorno la facciamo pure insieme. Ma perché no, figurati. Allora, Lorenza fa questa prova d'artista con questa bellissima canzone di Antonello Venditti, che è questo omaggio alla città di Roma, cantata splendidamente dalla tua voce, la famosa Roma Capoccia. Lorenza Bettarelli. Oh ragazzi, cantate con me, Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro al fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma, quando piove, quando piove. Quanto sei grande Roma, quando al tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui 7 colli. So tanti occhi che te sembrano di quanto sei bella, quanto sei bella. Oggi mi sembra che il tempo se sia fermato qui. Vedo la maestà del Colosseo, vedo la santità del cupolone e so più vivo e so buono, no, non te lascio mai, Roma Capoccia, fermo non fame, Roma Capoccia. La carrozzella va con 2 stranieri, un robi vecchi te chiede un po' di stracci, li passeracci, so signori, io ci sono nata a Roma, io t'ho scoperta stamattina, io t'ho scoperta. Oggi mi sembra che
santità del cupolone. E so più vivo, e so più buono, no, non te la so mai, Roma capoccia, demo non fame, Roma capoccia, demo non fame. Grazie. Lorenza Bettarelli e l'omaggio a Roma con Roma Capoccia, grazie! Ora, io dicevo che ve la giocate perché In che senso? adesso anche tu farai un omaggio a Roma. Tocca a me? Tocca a te, sì, tocca E allora? a te. Per quello vi passate la palla con questi omaggi alla romanità. E allora sì, un omaggio alla donna romana, diversi aspetti, a una maschietta, a una ciumachella e a una donna che non ha voluto aspettare il suo fidanzato che per ragioni così era in galera. Ah, mannaggia. E quindi insomma sono 3 aspetti, 3 donne diverse tra loro ma che tutte e 3 passionali. Tutte cantate meravigliosamente dal nostro Speriamo. Riccardo Antonelli. Grazie. Quando a Roma una maschietta te va bene, tutte le core nell'amore desatta, lei non te fa la smorfiosa col trucco sul viso e sulla bocca odorosa c'è sta il paradiso, con un bacio te spariscono le pene, quando a Roma una maschietta te va bene. Ciumachella de Trastevere, che miracolo che ha fatto mamma tua, se un pittore te volesse pitturare non saprebbe da che parte incominciare. Ciumachella de Trastevere, che miracolo che ha fatto mamma tua, ha creato un prusultra d'armonia, ciumachella de Roma mia, se un pittore te potesse pitturare, butta tu
pennelli e sta a guardare. Se rincontravo tra sta confusione, appena che sono uscito dalle pene, sono stato dentro e tu sai la ragione, ma zitta, non è tempo di fa scene. Mentre sfilerà la processione, tu me la dici se ancora me vuoi bene, tu me la dici sei la stessa quando te sospiravo cantando così. Fiore de limone, sono tutte belle le trasteverine, Mannina è la più bella dell'Urione, perché nelle pupille sue turchine non ci vedrò l'inganno, non ci vedrò finzione. Mannina è la più bella dell'Urione, suonate a stesa tutte le campane, me benedice mamma che veglia dare cantone. Grazie, Riccardo grazie. Antonelli, l'erede di Claudio Villa, io lo dico sempre, L'hai l'ho detto detto tu, io, l'hai lo dico io, non mi smentisco. Bene, Allora, adesso, a chi tocca? No, vabbè. tutti insieme, A chi tocca? Ecco. Bravissimi, ci voleva. Beh, chiudo questa puntata, Riccardo. E sai cosa stavo notando? Che questa puntata è una puntata poliglotta, per cui abbiamo Direi sentito proprio di cantare sì. in francese, abbiamo sentito cantare in russo, abbiamo sentito cantare in napoletano e abbiamo sentito cantare in romano. Certamente. E adesso sentiremo cantare in portoghese. Bravissimo, in portoghese. La canzone che ci canti? È una canzone famosissima di Roberto Carlos che dedichiamo a Giseli, la moglie di Gianni, perché è lei che mi ha insegnato la pronuncia di questa canzone che è famosissima in Brasile, che si intitola Como è grande o meu amor por você. Daphne. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem mais estrelas, nem mesmo o mar é o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca
se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. E grazie, è tanto l'amore che noi abbiamo per voi che siete il nostro pubblico, che ci seguite con tanto affetto. E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Prego, quindi venite qui con noi. vieni Cati, vieni vicino a me, venite vicino a noi, tutti gli artisti che si sono esibiti. Iana, raggiungici, vieni vicino a noi. Fai anche Iana. questa diagonale, tranquillamente, vieni Pana tranquilla. Mariova, vieni così vicino a noi, siamo tutti insieme, Cati Varnà, Lorenza Bettarelli, Franco Tortora, Grazia Guerra, Nunzio Milo e Daniele Sinasce, Riccardo Antonelli, un saluto a Gianni Turco, bravissima Lorenza, un saluto a Gianni Turco e a tutti coloro che collaborano per la realizzazione e la bella riuscita di questo programma e quindi... Turco, vai! sigla!